find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, io sono Kai. Allora ragazzi, oggi sono qua con questo nuovo video perché ho tantissime cose da dirvi. Innanzitutto volevo dirvi che in questa settimana che sta per trascorrere ho provato di fare almeno un video tutti i giorni. Purtroppo il venerdì l'ho lasciato vuoto per motivi personali che non sono riuscito a registrare. Comunque dalla prossima settimana in poi tenterò, forse proverò a fare tutti i giorni almeno un video. Dopo succederà che quel giorno non esce perché non sono riuscito, perché la mia connessione andava a 1 kilobyte al secondo. Ecco, volevo parlarvi di tutti questi video che usciranno durante le prossime settimane. Non riuscirò a portare tutti i giorni Clash of Clans perché mi è veramente molto difficile sia psicologicamente e fisicamente. Cazzo, se dovessi portare tutti i giorni Clash of Clans dovrei stare 24 ore su 24, sempre cercare nuove idee e cosa fare. Perciò dalla prossima settimana in poi porterò anche altri giochi. Lo so ragazzi, lo so, state già mettendo dislike là, dislike, no. Allora, me l'avete chiesto in tantissimi, in veramente quasi tutti, di fare Minecraft sul mio canale ragazzi. Come ben sapete io sono un nabbo della Madonna su Minecraft. Comunque lo porterò lo stesso perché penso che vi farà piacere vedere un nabbo urlare su Minecraft seguito dai creeper che cercano di farlo esplodere. Ragazzi, dalla prossima settimana in poi porterò anche le base review, lo so, me l'avete chiesto in tanti, finalmente ve le porto. Allora, tu che stai già scrivendo il nome del tag, clan, il nome del profilo, ecco lo so, tu lo stavi già scrivendo. Mi spiego come verrà organizzato ste base review. Allora, facciamo finta che questo video qua non è un vlog ma una base review e in questo video ottengo tipo, facciamo conto, 5.000 like e nel prossimo video di base review io farò 5 base review, nel senso per ogni 1.000 like faccio una base review, perciò cazzo, quante volte ho detto perciò? Perciò sarete voi a decidere quanto saranno lunghi questi video qua delle base review. Ok, penso che ho detto tutto, noi possiamo iniziare con le domande. La prima domanda di oggi è di Giovanni Vigato che ci chiede: Kai Vlog, quanto impegno ci hai messo da quando hai iniziato a fare video? Tutto questo lo fai ok, la smetto. Per te o per noi? Allora, io ho iniziato tantissimo tempo fa, non proprio tantissimo, ma un anno fa a fare video su YouTube. All'epoca facevo tanto pena, infatti io registravo e caricavo, manco lo montavo, non c'era neanche la intro sul mio primo video. No, non andate a guardarlo, non fatelo, è penoso. Sul fatto se questi video li faccio o per voi o per me, la risposta è sia per voi che per me, nel senso, per me dà tantissima soddisfazione ricevere tutti quei feedback positivi, poi vedo che a voi piace, perciò li faccio. Ray Ernest ci chiede: Kai Vlog, hai un animale domestico? Allora ragazzi, io ho un gatto che praticamente è scappato di casa 3-4 mesi fa e non è più tornato, maledetto, e l'avevo anche chiamato Clash. Ora ho un cane, se volete ve lo faccio vedere. Ragazzi, questo qua è il mio cagnolino, si chiama Sky. Saluta YouTube. Say hello. Sto dicendo what the fuck, guarda che sguardo da what the fuck. Pietro Barletta ci chiede: qual è il tuo vero nome? Da quanti anni sei in Italia? Allora ragazzi, il mio vero nome è Kai. Oh mio Dio, chi lo poteva mai immaginare? E il cognome è Zo. Ecco, ora potete aggiungermi su Facebook. Ormai ho già le richieste intasate, non riesco a accettarvi tutti. E sul fatto da quanti anni è che sono in Italia? Allora, io sono in Italia dal 2003, perciò sono 12 anni che sono qua. Picceredo02 Bomber ci chiede: secondo le tue origini ti senti più italiano che cinese oppure più cinese che italiano? Allora, come ho detto prima, sono da 12 anni che sono in Italia, perciò praticamente io mi sento più italiano che cinese perché la Cina la conosco un po' perché sono tornato qualche estate, ma come dire, se dovessi tornare in Cina mi sento un po' straniero perché devo, come dire, devo sforzarmi a parlare cinese perché di solito io penso anche in italiano, perciò sono più italiano che cinese ormai. Mark ci chiede: preferisci la cucina italiana o quella orientale? Allora ragazzi, basta una sola parola: pizza! Oh, cos'è sta voce mafiosa? Pizza! Allora ragazzi, siamo arrivati all'ultima domanda di oggi, che è di Fabio Gheduzzi, che ci chiede: Kai, guardi la serie Italiani Made in China su Real Time? Credo che sia molto interessante ed emozionante e in più ogni volta che lo guardo mi viene in mente tu. Comunque, grande Kai, ti stimo un casino, continua così.
Sì ragazzi, guardo questa serie su Real Time, è molto interessante, poi mi riguarda un pochino più da vicino perché anch'io sono come questi ragazzi qua che praticamente sono cresciuti in Italia ma hanno qualcosina sempre legato alla Cina. Il primo episodio che ho guardato quando hanno presentato i personaggi quasi mi hanno fatto piangere, trovo questa serie molto interessante e spero che non finisca così presto. Ok, ho detto tutto per questo vlog, spero che vi sia piaciuto, come al solito potete farmi le domande qua sotto con l'hashtag KaiVlog. E ho detto tutto e noi ci vediamo domenica prossima.